Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, volley, Palmerston svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Amici di Tutto Udinese, Habemus Papam. Non potevamo che iniziare così questa trasmissione di oggi, l'agenda di venerdì 9 maggio. Un saluto intanto a Massimo che oggi mi farà compagnia. Habemus Papam, l'abbiamo atteso anche relativamente poco e apriamo la trasmissione con l'immagine appunto del nuovo pontefice, Leone XIV, Robert Francis Prevost, americano, e questo è il 267esimo pontefice della storia della Chiesa di Roma. Fatto questo doveroso, no, excursus anche legato al tema che tanto ci ha tenuto attaccati ai televisori nella giornata di ieri, iniziamo a parlare di sport, iniziamo a parlare di calcio, perché giornata di conferenza stampa questa di Kosta Runjaic in vista di quello che sarà il match contro il Monza di domenica a ore di pranzo, ore 12:30. Una gara, la 36esima giornata di campionato, che vedrà appunto l'Udinese, reduce dal ritorno alla vittoria contro il Cagliari, affrontare invece una squadra come il Monza che nell'ultimo turno è matematicamente retrocessa. E prima di andare a vedere quelle che sono state le parole di Kosta Runjaic, Massimo, ti chiedo subito una domanda a bruciapelo. Che tipo di gara ti aspetti domani? Ma Jesse, allora è sicuramente una partita che può essere interpretata in diversi modi, perché appunto, come dicevi giustamente tu, parliamo di un Monza aritmeticamente retrocesso e quindi diventa importante, diciamo, arrivare alla sfida di domenica con la mentalità giusta, in modo da fare 3 punti importanti, 3 punti che possono riportare la vittoria in casa di Friulani, che manca da un bel po'. Abbiamo visto lo scorso weekend la partita a Cagliari ci ha dato, diciamo, degli elementi su cui discutere, che sono sicuramente degli elementi molto positivi, in generale anche una prestazione più che salvabile, seppur con ancora alcune incertezze, alcune lacune, diciamo, dal punto di vista del gioco. La speranza ovviamente è che a Monza possano essere, diciamo, messi a punto e curati tutti questi aspetti, affinché la squadra ritrovi un attimo fiducia, ritrovi un attimo, diciamo, quegli stimoli per finire al meglio questo campionato, anche ricordando quello che è, diciamo, l'obiettivo, quello che era, diciamo, l'obiettivo di realizzare 50 punti, che ormai sembra quasi un po' irraggiungibile. Però c'è un altro obiettivo, Jesse, quello di superare, diciamo, quello che è stato il record massimo di 47 punti negli ultimi anni, negli ultimi 12 anni dell'Udinese, quindi la speranza è ovviamente quella di poter arrivare almeno a 48 punti. Sono 9 i punti a disposizione che restano in queste ultime 3 giornate e quindi diventa importantissimo cercare di affrontare il Monza con la giusta mentalità per vincere e magari cercare di fare almeno un punto tra Juve e Fiorentina, che sono 2 squadre molto ostiche, contro cui io spero che possa arrivare almeno un punto, ma contro cui, diciamo, dovendo fare dei pronostici, è chiaro che, diciamo, rispetto al Monza sono delle partite diciamo sicuramente molto più ostili da affrontare, però sicuramente diciamo ci sono le possibilità di concludere al meglio questo campionato e quindi la speranza ovviamente che dalla prossima partita, dalla partita di domenica contro il Monza, si possa ripartire in qualche modo per cercare di concludere al meglio. Sì, ci sarà poi tempo per parlare anche di quelle che saranno le sfide contro Juve e Fiorentina. Come ha detto Kosta Runjaic, concentriamoci invece sulla gara appunto con il Monza. Ti chiedo di andare a leggere quelle che sono state alcune delle parole rilasciate oggi in conferenza stampa dal tecnico tedesco. Assolutamente. Allora,
Runjic che ha parlato, diciamo, in conferenza stampa alle 14, e cosa ha detto Jesse? Contro il Monza l'obiettivo è vincere, vogliamo fornire una bella prestazione davanti ai nostri tifosi. Lucca è pronto, sta bene, si è riallenato con la squadra, vedremo quanto giocherà. Florian non è ancora pronto, Thauvin non è ancora pronto ad allenarsi con la squadra, speriamo che ovviamente possa giocare una delle ultime 2 gare contro Juve e Fiorentina. Siamo dove siamo grazie a lui e anche grazie alla squadra. Davis ha giocato queste 2 partite e sta migliorando molto. Lucca recupera, abbiamo in generale un po' più di scelte, con il rientro soprattutto di Esibue e Pagero abbiamo anche molte più possibilità. Sì, queste dichiarazioni ci danno anche modo di parlare di quello che è un po' il borsino, diciamo così, degli elementi a disposizione di Runjic per la gara di domani. Andiamo a vedere anche quelli che sono gli indisponibili, alcuni nomi li hai già fatti, sicuramente mancherà ancora Florian Thauvin, ancora le prese con questa fascite plantare, insomma, che lo tiene lontano dai campi da gioco da ormai qualche mese. Sì, dalle parole di Runjic diciamo che è emerso un po' di pessimismo nella possibilità di poterlo vedere in campo da qui alla fine. Sarebbe sicuramente un dispiacere, insomma, non poter riapprezzare con le giocate del francese in queste ultime gare. Ovviamente ancora indisponibile il lungodegente Touré, mentre per quanto riguarda Lucca invece è questo uno dei temi della giornata. Il giocatore ha recuperato dal trauma, insomma, che aveva accusato nelle scorse settimane, sarà a disposizione, no, per la gara contro il Monza. Difficile vederlo in campo da titolare, ma comunque potrebbe essere sicuramente una buona arma da giocarsi a gara in corso, anche perché comunque Davis sta facendo bene, secondo me, là davanti. Il ritorno di Lucca è positivo anche per dare una soluzione in più, no? Qualora appunto Davis venisse meno in termini di forza in campo, avresti un cambio importante come Lucca, che comunque può far bene, no? 10 gol in campionato, si è un po' bloccato ultimamente, ma credo che abbia ancora la voglia, no? La fame di concludere nel migliore dei modi queste ultime partite. E anche Jesse secondo me è un Lucca che magari anche diciamo ingolosito dall'ultimo periodo che l'ha visto lontano dai campi, magari diciamo potrebbe anche ritrovare il gol, almeno questa è la nostra speranza, per diciamo cercare di concludere al meglio la sua stagione. Chiaro che è che ritrovare un giocatore come lui che può subentrare a Davis, ma potrebbe anche essere schierato come titolare, diventa sicuramente una cosa non trascurabile. Ecco Jesse, secondo me, ti dico la verità, più che in attacco io ho delle perplessità sulla fascia, perché forse per me, ne abbiamo discusso poi anche negli altri forum, in Chiacchiere da Bar già lunedì scorso. La mia speranza sarebbe quella di rivedere un Rui Modesto in grandissima forma, e ovviamente nelle ultime ore ci stiamo interrogando su quello che potrebbe essere appunto un possibile ballottaggio con Esibue. Sappiamo da quello che traspare Esibue è tra i due diciamo il giocatore un po' preferito nelle gerarchie dal tecnico bianconero, però Rui Modesto ha dimostrato di avere delle qualità davvero molto importanti, di altissimo livello. Contro il Cagliari ha offerto quella che secondo me è una delle sue prestazioni migliori in tutto il campionato, e quindi ti dico, dal punto di vista mio non dovremmo neanche starne a discutere, nel senso sono pienamente d'accordo su questo tipo di discorso. Sai perché farei giocare anche Rui Modesto? Anche in ottica di valutarlo in prospettiva della prossima stagione. Adesso hai 3 gare che, vabbè, 47 punti, 50, 49, 46, non cambia niente alla fine. Però sono delle gare importanti che ti possono permettere di capire che tipo di giocatori saranno utili per la prossima stagione. Ezebue lo conosciamo, è qua da 2-3 anni, sappiamo tutto di lui. Modesti invece lo stiamo imparando a conoscere, secondo me, nelle ultime partite, ed è almeno un mese che anche quando entrava a gare in corso forniva sempre un contributo importante alla causa. Contro il Cagliari è stato schierato da titolare, ha fornito un assist, e come ho già detto non so da quant'è che l'Udinese dalla corsia di destra sfornava un assist che porta poi a un gol. Quindi per me non sarebbe neanche da discutere su questo tipo di ballottaggio. Cioè io ovviamente per tutta una serie di motivi punterei su Rui Modesto. Qualcosa però mi dice che potrebbe essere poi alla fine Zibue a spuntarla, perché quel giocatore che
non piace a nessuno, però piace sempre all'allenatore, no? È quel tipo di giocatore lì che l'allenatore mette sempre in campo. Staremo a vedere, comunque questi sono temi di cui poi discuteremo anche con più approfondimento, no? Stasera nel nostro appuntamento con Warm Up, però è giusto insomma anticipare qualche tema. C'è più di qualche ballottaggio, a mio modo di vedere, per la gara di domenica, anche perché è una gara che appunto vai a giocare contro l'ultima in classifica, contro una squadra che fino adesso ha fatto un campionato, passatemi il termine, ma imbarazzante, perché alla fine i punti in classifica parlano per il Monza. È stata veramente una stagione disastrosa questa. Il Monza, lo ricordiamo, a livello di numeri fino a questo momento avrebbe con questo punteggio il peggior punteggio di una squadra ultima classificata in Serie A negli ultimi anni. È un campionato davvero difficile per la squadra di Nesta, ma è l'occasione propizia, secondo me, per vedere in campo un certo tipo di giocatori. Hai detto bene il ballottaggio sulla fascia di destra. Secondo me ecco, ci siamo capiti. Stiamo unendo si potrebbe parlare anche di ballottaggio centrocampo. Sì, anche a centrocampo, c'è più di qualche nome, no? C'è Zarraga che ha segnato contro il Cagliari, c'è Pajero che torna, c'è Lovric. Tu cosa faresti fossi Runic? Ma allora Jesse, io diciamo è chiaro che un giocatore come Pajero, che nelle ultime giornate, soprattutto contro il Bologna, abbiamo visto in grandissima crescita, ha fatto una prestazione molto importante, io onestamente gli ridarei fiducia e lo metterei alle spalle di quello che poi sarà l'attaccante, o Davis o Lucca. Con Zarraga è già un ragionamento diverso, nel senso che contro il Cagliari ha fatto una prestazione importante, una buona mezzala, quella mezzala di nascosto di cui nessuno parla, ma che poi alla fine ha di fatto inciso, e non poco, sulla partita, perché comunque ha segnato il gol del momentaneo vantaggio, anche sicuramente su una grandissima giocata di Rui Modesto. Ecco, 3-3 io onestamente lascerei un attimo rifiatare Lovric, anche per via della stagione un po' delicata che purtroppo lo sloveno sta, diciamo, ha disputato in questo campionato, e darei molto più spazio personalmente a giocatori come Pajero o come Zarraga. Si potrebbe addirittura, Jesse, parlare di più spazio ai giovani, perché in una partita come quella contro il Monza diventa anche importante, secondo me, prendere in considerazione, non so, dare un po' più spazio a Profundi, dare un po' più spazio a qualche altro giovane, magari nei minuti finali un po' più di 20 minuti, diciamo. Potrebbe essere, però al di là del tema giovani c'è anche un altro tema, no? Che è un altro tema che sbuca fuori alla fine ogni fine settimana, il tema Sanchez, no? Sì, anche lì non è giovane, però è un giocatore che non sta trovando spazio, anche oggi a precisa domanda in conferenza stampa Runic è un po' sviato, no? Non ha voluto entrare tanto nei particolari, non ha voluto sbilanciarsi su quello che potrà essere il ruolo di Sanchez contro il Monza. Sicuramente per quanto riguarda l'attacco c'è più di qualche nome che potrebbe giocare, abbiamo anche una grafica, dovremmo avere anche una grafica, così qua, Rebus in attacco contro il Monza, Davis credo che sia comunque certo del posto, Luca l'abbiamo detto prima, può fare l'alter ego di Davis a partita in corso, secondo me Luca non ha ancora i 90 minuti per poter partire da titolare, e poi ci sono appunto Alexis Sanchez e Iker Bravo, il vecchio e il giovane, no? Da una parte e dall'altra. È difficile o meglio, sarebbe difficile pensare a un mancato impiego di uno dei due da titolare. Ma anche prima, quando parlavi appunto di un Pajero come possibile seconda punta, rimango un po' perplesso. Cioè, se non giochi con due attaccanti contro il Monza, contro chi devi giocare a due punte? Sai cosa sarebbe paradossale, Jesse? Sarebbe paradossale se dopo i pochi minuti concessi a Iker Bravo il tecnico tedesco decidesse proprio di farlo giocare al posto di Sanchez. Un Sanchez che nelle ultime settimane... Sì, se gioca al posto di Sanchez gioca in panchina, però, perché al momento il posto di Sanchez è in panchina. Quindi, sì, al posto di chi agisce da seconda punta, diciamo. Sì, ecco. Esatto, da seconda punta. Nelle ultime partite però, sai, Rooney c'è sempre ricorso a un centrocampista come seconda punta. Attà, Pajero, si sono alternati un po' tutti in quel ruolo lì, a parte le seconde punte che abbiamo in rosa, perché Iker Bravo, vabbè, è un giocatore che ancora non capisce quale ruolo può fare, deve ancora definirsi, secondo me, devi ancora capire se può fare la prima o la seconda punta. Sanchez non l'ha capito neanche lui, probabilmente, ma neanche Iker Bravo stesso, probabilmente deve ancora trovare la quadra. Sanchez invece sai che può farti un determinato tipo di ruolo, che è la seconda punta. Guarda,
stesse bene, io Sanchez lo metterei titolare contro il Monza, perché secondo me è una partita che può un po' esaltare quelle che sono le sue caratteristiche. Staremo a vedere, di certo c'è più di qualche ballottaggio, ecco, secondo me. Probabilmente l'unico reparto dove abbiamo già una sua configurazione è quello della difesa, no? Dove Biol, Solé e Christensen, secondo me, compongono un terzetto affidabile. Anche di grande successo, soprattutto anche in merito a quella che è stata la grandissima prestazione di Christensen contro il Cagliari. Quindi è chiaro che dal punto di vista difensivo i dubbi sono pochi. Diciamo che i ballottaggi sono soprattutto inerenti alla fascia, all'attacco e al centrocampo, e speriamo che Runiec, diciamo, possa trovare delle soluzioni, diciamo, adatte a quella che può essere la sfida contro il Monza, e chiaramente la grandissima speranza è quella di rivedere in campo anche Alexis Sanchez. Parlando invece, Jesse, sempre di Udinese, nelle finali che si disputeranno sì. a livello europeo troveremo ben 4 giocatori ex Udinese, perché abbiamo da una parte Vicario Udoge con il Tottenham, abbiamo Bruno Fernandes con il Manchester United e Zielinski ovviamente con l'Inter. Quindi sicuramente delle partite di grandissimo livello, e poi ovviamente nel momento in cui si disputerà la finale di Supercoppa UEFA a Udine avremo almeno un giocatore ex Udinese, con la possibilità di vederne addirittura 3, Jesse. Sì, sicuramente anche questo poi sarà un tema di cui ne parleremo più avanti. Insomma, la Supercoppa europea avrà luogo ad agosto, se non sbaglio, no? A Udine sarà sicuramente un bel appuntamento, ed è interessante vedere come dei 4 giocatori che tu hai menzionato, alla fine solo uno è esploso a Udine, perché penso ad Udoge, che comunque è esploso qua a Udine, arrivato dal Verona un po' in sordina, si è imposto come secondo me uno dei più interessanti laterali mancini del panorama nazionale. Per quanto riguarda gli altri, invece, da Vicario a Bruno Fernandes, passando per Zielinski, sono tutti giocatori che secondo me a Udine non hanno fatto vedere il meglio di loro, ma sono esplosi altrove. Zielinski l'abbiamo conosciuto poi bene al Napoli, no? È esploso, poi è andato all'Inter adesso, dove gioca adesso. Lo stesso Bruno Fernandes all'Udinese fece bene, ma non così bene come poi ha fatto allo Sporting Lisbona e poi successivamente adesso ovviamente al Manchester United. Vicario è un altro di quei portieri della scuola friulana, no? Così tanto florida, che però a Udine non ha mai trovato spazio. Parliamo di un ragazzo che ha dovuto addirittura andare a giocare in Serie D, questo per avere spazio. Mi ricordo che andò a Venezia, che all'epoca militava in Serie D, e poi ha fatto un percorso molto bello, no? Di crescita, e adesso è titolare al Tottenham, che non se la sta passando benissimo in campionato, ma che ha raggiunto la finale di Europa League contro... League, che è comunque un campionato, diciamo, difficile, ritmi più alti anche della Serie A. Sì, campionato difficile, era anche partito bene il Tottenham quest'anno, poi ha avuto un'involuzione nel corso della stagione, tra l'altro Vicario ha saltato anche più di qualche mese per infortunio. Comunque ecco, da una parte appunto Tottenham e Manchester United giocheranno la finale di Europa League, mentre sappiamo bene, no, l'Inter giocherà contro il Paris Saint-Germain, che delle 4 squadre è l'unica a non avere un ex udinese, no, tra le sue fila. E chiudiamo adesso l'argomento calcio, torneremo a parlarne in seguito per quanto riguarda un altro tema, ma adesso andiamo ad affrontare anche quelli che sono gli altri sport della regione, passando al basket, perché anche questo sarà un weekend importante per quanto riguarda la Web Cividale. Web Cividale che entrerà in gioco nei quarti di finale dei playoff di Serie A2, Cividale che affronterà in gara 1 domenica al Palagestecco di Cividale Forlì per la gara 1, appuntamento alle 18 di domenica, e poi si giocherà gara 2 martedì sempre al Palagestecco. Per quanto riguarda invece, facendo un punto relativamente agli altri quarti di finale, abbiamo questo tipo di incroci: Rimini-Brindisi nel tabellone della parte del tabellone di Cividale, nell'altra parte del tabellone invece abbiamo Rieti contro Urania Milano e Cantù contro Fortitudo Bologna. Quindi c'è questo ostacolo appunto Forlì da superare per la Web, ed eventualmente in semifinale questa possibile, no, sfida con Rimini, che è la squadra che ha fatto da antagonista la Udine poi per tutta la stagione, di fatto, fino alle ultime due giornate. Scenderà in campo quindi la squadra di Pilastrini, che quest'oggi ha parlato,
e appunto ha presentato la gara di domenica. Andiamo appunto a a leggere quelle che sono state le parole del coach Stefano Pilastrini. Vai Max. Sì, il tecnico della Web, Jesse, si è espresso dicendo che sicuramente la Web si troverà di fronte a una delle grandi favorite dalla vigilia, sarà quindi un impegno di altissimo livello, ma siamo onorati di giocarlo davanti al nostro pubblico. Dal punto di vista tecnico giocheremo contro una squadra che non ha una prima opzione designata, sarà un motivo in più quindi per puntare su di noi. Sarà fondamentale adattarsi a una serie che può durare dai 100 minuti in su, perché ricordiamo serie quella dei quarti di playoff che si disputerà secondo una striscia di 4 scontri con un eventuale quinto confronto di spareggio. Ovviamente la sequenza sarà quella di 2 partite in casa a favore della Web Cividale, che classificandosi quinta ha ottenuto il vantaggio del fattore campo. Le altre 2 partite si disputeranno in trasferta e ovviamente l'eventuale spareggio in casa sempre in favore della Web. Ci saranno quindi moltissimi cambiamenti di situazione anche a livello tattico, ma vogliamo essere pronti e adeguati a qualsiasi situazione. Sì, i playoff poi sono sempre un terno al lotto, no? Alla fine ci può essere la squadra più forte, ci può essere la favorita, però poi è un appuntamento lungo, no? Ci sono tante gare da giocare, ravvicinate anche, quindi è fondamentale poi andare a recuperare l'energia in qualche modo. E sicuramente Cividale partirà subito avvantaggiata, diciamo così, dal fattore campo, che potrebbe essere importante. Abbiamo visto quanto il Palagesteco sia stato importante per la squadra di Pilastrini nel corso della stagione. Sicuramente però Forlì è un avversario di quelli tosti, sarà sicuramente un confronto da seguire, lo faremo, ovviamente auspicando che Cividale possa andare più avanti possibile, perché no, raggiungere, no, la Pudine in Serie A sarebbe davvero qualcosa di incredibile, che appunto 2 squadre possono salire nella stessa stagione. Ripeto, è difficile, però mai dire mai. La squadra di Pilastrini ci ha abituato in questa stagione sicuramente ad imprese di un certo livello. Sarebbe un traguardo, Jesse, inimmaginabile. Una città come Udine di 100.000 abitanti, sicuramente più piccola alle varie Bologna, Milano, eccetera, avere non solo 2 squadre, l'Udinese e l'Apu, nella massima serie, bensì 3 assieme alla Web Cividale, sarebbe davvero un traguardo inimmaginabile. Ovviamente le possibilità che questo accada ci sono, sicuramente diciamo non sono magari a favore della Web rispetto a quelli che sono i pronostici che invece riguardano le altre interessate dei playoff. Sarebbe però sicuramente un obiettivo davvero spettacolare per una squadra, comunque quella della Web Cividale, che negli anni è riuscita comunque a costruire un qualcosa di importante, ma anche proprio in questa stagione è riuscita anche grazie a coach Pilastrini, a tutto lo staff, a tutti i giocatori della squadra, a portare avanti un cammino non indifferente, Jesse. Sì, assolutamente, ti do ragione. Staremo a vedere un po' quello che sarà l'evolversi di questo confronto appunto con Forlì, ripetiamo, con l'auspicio che Cividale possa andare più avanti possibile, possa andare fino in fondo. Questo il basket. Passiamo ora alla pallavolo, dove veramente anche qui ci sono tante notizie, no, da dare. Partirei dal Talmassons, dal volley della CDA Talmassons, che in questi giorni sta sfornando, no, degli acquisti uno dopo l'altro. Oggi è arrivata l'ufficialità di un nuovo acquisto, si tratta di Beatrice Molinaro, di ruolo centrale, classe 1995, tra l'altro la nostra corregionale, nata a Monfalcone. Si tratta di una giocatrice comunque importante, che viene da stagioni vissute anche ad alti livelli, dove ha indossato le casacche di squadre come Trento, Cuneo e Macerata. Dunque un innesto importante sicuramente per coach Barbieri. Un altro innesto importante è stato anche quello di Giorgia Frosini, altra giocatrice che sicuramente appunto ha fatto... insomma, è stato un acquisto sicuramente di rilievo per questa squadra. Andiamo a vedere quelle che sono state le sue parole.
rilasciate in conferenza stampa. Sono felice di poter iniziare questa nuova avventura, per me è una grande opportunità per crescere. Farò del mio meglio e cercherò di portare tanto entusiasmo all'interno del gruppo. Fin da subito è stata una delle prime proposte, ho sentito particolarmente di inserirmi in questo progetto e di sentirmi importante. Di conseguenza non vedevo l'ora di sposare questa bellissima opportunità. Vi aspetto numerosi al palazzetto e ci servirà il vostro supporto. Quindi anche questo richiamo alle armi, diciamo così, richiamo ai tifosi di sostenere la squadra. Tra l'altro Giorgia Frosini, che ieri è scesa in campo con la nazionale italiana di volley, insieme ad un'altra vecchia conoscenza come la Eze, entrambe comunque hanno recitato la loro parte, perché Eze ha firmato il match point del match con un ace direttamente dalla battuta, mentre Frosini ha realizzato insomma ha contribuito con 11 punti alla vittoria finale della nazionale italiana. Quindi comunque non una CDA Massons che sta facendo degli acquisti anche con giocatrici di un certo tipo, con appunto le ambizioni per la prossima stagione che sono chiare. La CDA Massons vuole tornare in Serie A1. Sì, degli acquisti, Jesse, mirati a ristabilire un po' quella che deve essere l'esperienza adatta ad una squadra come la CDA Talmassons, che poi, come giustamente dicevi ieri, è riuscita, diciamo, ad essere protagonista vestita d'azzurro contro una Germania che ha offerto una prestazione comunque sicuramente non trascurabile. Chiaro quindi la volontà di una squadra come quella di Talmassons, che si viene da una piccola realtà, che però, diciamo, nella scorsa stagione è riuscita a sferrare l'impresa qualificandosi per la massima serie. È chiaro l'obiettivo di riprendersi subito da quella che invece è stata l'attuale stagione un po' più delicata e cercare di ritornare appunto in Serie A il prima possibile, cercando di ritrovare, diciamo, degli elementi da cui ripartire. Abbiamo visto in queste ultime settimane campagna acquisti molto corposa da parte della CDA Talmassons. Sì, sempre per quanto riguarda la pallavolo, dalla femminile al maschile, passiamo invece alla Tinet Pratta, no? Che domani si giocherà un obiettivo importante, la finale di Coppa Italia contro Brescia. Contro Brescia, appunto, ci sarà questa finale, ore 18 a Pordenone, quindi giocherà anche in casa la Tinet, un appuntamento importante, storico per la formazione di di coach Di Pietro, di cui dovremmo avere le parole, giusto, rilasciate appunto alla vigilia del match. Coach Di Pietro che dice: sarà bellissimo giocare davanti al nostro pubblico, siamo arrivati a pari punti in regular season e avendo loro vinto nella scorsa stagione sia Coppa Italia che Supercoppa Serie A2 sono abituati a questo genere di sfide. Brescia nel proprio roster giocatori importanti che hanno calcato anche i campi della Superlega e in nazionale. Ci aspettiamo una sfida difficile, decisa da piccoli particolari, e la nostra intenzione è di farla nel miglior modo possibile. Quindi auguriamo il meglio anche alla Tinet Pratta che possa, insomma, raggiungere questo importante traguardo. Abbiamo visto anche delle parole di Di Pietro, comunque sarà una finale che vedrà fronteggiare appunto, che vedrà appunto la Tinet Pratta scontrarsi contro una squadra come Brescia, no? Che ha un palmarès comunque importante, però appunto potendo contare anche sul fattore casa, diciamo così, potrebbe avere quella spinta in più la Tinet Pratta. Dalla pallavolo torniamo invece al calcio, perché è un altro appuntamento importante del weekend, sarà quello che attende i giovani bianconeri dell'Under 17 questa domenica. Ore 11:30 al campo di Fagagna, la squadra di Alessandro Gridel se la vedrà con il Sassuolo nel secondo turno dei playoff nazionali, l'equivalente, diciamo così, degli ottavi di finale. In palio un risultato storico per questi ragazzi, ovvero l'accesso tra le migliori 8 d'Italia, ai quarti di finale della competizione. Sarebbe davvero un traguardo importantissimo questo, perché sono anni, adesso a memoria non ricordo, ma è da anni che l'Udinese non porta una sua formazione giovanile tra le migliori 8 d'Italia ai quarti di finale. È un risultato che la squadra di Mr. Gridel se lo merita, un gruppo forte, un gruppo con tanti giocatori che secondo me faranno parlare di loro in futuro. Ultima notizia dell'ultima ora, insomma notizia di ieri, il fatto che anche un giocatore di questa squadra, Cristiano De Paoli, è stato convocato, è stato inserito nella lista dei preconvocati dell'Italia Under 17 per l'Europeo di categoria che si giocherà in Albania. De Paoli, secondo me, è un giocatore, un difensore centrale fortissimo, l'ho visto giocare 3-4 volte dal vivo quest'anno, un giocatore veramente forte,
piedi, un difensore moderno, piedi, senso dell'anticipo, difficile da saltare nell'1 contro 1, veramente un bel giocatore, meritatissima la sua convocazione, ma potrei farti anche altri nomi, lo stesso Marello che ha deciso appunto quello che vediamo nella grafica al centro senza maglietta, giocatore importante anche questo, titolare con la Primavera durante questa stagione, titolare fisso, anche capitano alle volte, ha giocato sotto età in Primavera, adesso è sceso per dare una mano all'Under 17, altro giocatore importante, classe 2008, ma poi insomma molti altri nomi, potremmo fare i nomi di Carrillo, di Vettor, di Romanin, senza dimenticarne altri, insomma una squadra che secondo me in questa stagione ha veramente fatto qualcosa di clamoroso anche per quelle che erano le premesse, quindi mi auguro veramente con tutto il cuore che riescano ad andare avanti, e sono dispiaciuto, sai di cosa? Che li abbiano messi a giocare quasi in contemporanea con la prima squadra, perché non me ne voglia la prima squadra, ma il match di cartello secondo me è questo di questa settimana, perché sarebbe veramente un traguardo prestigioso. Come dicevo prima, è da tanti anni che l'Udinese non piazza una sua squadra giovanile tra le migliori 8 d'Italia, e appunto insomma attendiamo, no, anche con ansia, con un po' di ansia, insomma, quello che sarà il risultato della gara, ricordando che qualora l'Udinese dovesse vincere contro il Sassuolo, una bella formazione tra l'altro con giocatori di qualità, chi vincerà questa sfida andrà a affrontare la Roma, quindi parliamo di un quarto di finale che sarebbe veramente nobile. Quindi Max, ti dico questo, mi dispiace che li abbiano messi in contemporanea, perché io tra le due avrei voluto seguire l'Under 17, che è una squadra che veramente quest'anno ho seguito più volte anche dal vivo, lo ripeto, una bella squadra con giocatori che secondo me faranno parlare di loro in futuro. Sì, Jesse, come hai detto tu, sarebbe un traguardo, diciamo, davvero prestigioso per i giovanissimi bianconeri, anche in merito, diciamo, a quella che invece è stata la stagione un po' più complicata della Primavera friulana, e in merito a quella che è stata la stagione, diciamo, della prima squadra, o sicuramente non complicata, però, diciamo, con delle aspettative magari diverse per quelli che erano stati alcuni picchi raggiunti nel corso di campionato. Ovviamente la nostra speranza sarebbe quella di vedere e di poter gioire almeno, diciamo, un traguardo molto importante dell'Udinese Under 17, quindi speriamo che la partita contro il Sassuolo, che si giocherà, Jesse, a Fagagna, ore 11:30. ore 11:30, speriamo che si possa concludere nel migliore dei modi, e speriamo che il cammino importante dei giovani bianconeri non si concluda, diciamo, arrivati a questo punto. Allora, Jesse, mi sembra che abbiamo trattato un po' tutti quelli che erano, diciamo, i vari temi. Sì, non ci siamo fatti mancare niente, anche la politica, esatto, la politica, insomma, le tematiche religiose, esatto, abbiamo affrontato anche queste. Sì. Esatto, perché l'agenda non è solo sport, ma è tutto quello che accade. Esatto. Vabbè, direi insomma che è stata una puntata proficua. Io chiuderei ricordando un po' quelli che saranno appunto gli appuntamenti della settimana, a cominciare da domani, quindi appunto la finale della Tinet Prata, la finale di Coppa Italia. Domenica invece sarà la volta dell'Under 17 alle 11:30. L'Udinese dei grandi scenderà invece in campo contro il Monza a 12:30. Anche qui sempre questi orari fantasiosi, no? Orari di pranzo. Se non si gioca di domenica, ma orario di pranzo, che non mi va neanche male, perché almeno riesco a vederla e non sono sui campi dei dilettanti come sono di solito. Però insomma l'orario è un po' così. Mentre alle 18 sarà la volta appunto, no, della web Cividale. Quindi questo un po' per chiudere gli appuntamenti della settimana. Per quanto riguarda invece altri tipi di appuntamenti, vi rimando tra più o meno un'oretta e mezza, quando sarà tempo di warm up, dove parleremo e affronteremo con più dettagli il tema relativo alla gara che l'Udinese andrà a affrontare contro il Monza domenica ora di pranzo. Max, ti saluto e ti ringrazio per il tuo contributo durante questa trasmissione. Ma grazie a te, Jesse, è stato un piacere parlare oggi con te di tutto quello che riguarda, diciamo, lo sport friulano. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao! Un saluto. Lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Volley, Talmason, svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno